Nel 1540 Sebastiano Serlio, bolognese, ha un'intuizione geniale: pubblicare per la prima volta i rilievi dei monumenti antichi. Fino ad allora questi monumenti erano noti attraverso disegni o copie di disegni, mentre Serlio ha l'idea di far uscire un'opera a stampa, quindi con una divulgazione molto più ampia, in cui raccogliere una descrizione dell'edificio, la sua ricostruzione e alcuni dettagli. Qui la maggior parte dei monumenti sono dell'antica Roma, non sono solo necessariamente romani o italiani, ma ci sono anche monumenti d'Oltralpe, non sono necessariamente monumenti dell'antica Roma, ci sono anche monumenti della sua contemporaneità e monumenti paleocristiani che lui per errore crede essere dei tempi antichi. E poi la cosa curiosa, del tutto inaccessibile all'epoca, è la presenza di un disegno delle piramidi al Cairo e della tomba dei re a Gerusalemme.